Assessore, lei oggi ha rassicurato i sindaci veneti in che termini? Ma semplicemente, innanzitutto spiegando che il criterio che abbiamo usato era l'unico possibile nel momento in cui abbiamo dato ai comuni la libertà di scegliere loro la tipologia di opera. Se avessimo scelto noi un certo settore, ce ne sarebbero stati molti sindaci esclusi. Penso all'edilizia scolastica piuttosto che agli impianti sportivi. È intenzione, come ho spiegato al Presidente Dal Negro, di mantenere aperta questa graduatoria. Non è una lotteria, è un piano di rivitalizzazione economica tramite le piccole opere pubbliche, e quindi come abbiamo fatto gli altri anni in un bando simile, intendiamo mantenere aperta la graduatoria e già nell'esercizio finanziario prossimo per cercare di arrivare alla copertura, ferme restando evidentemente le disponibilità di bilancio. Quindi la linea è quella che in qualche modo c'è spazio e posto per tutti. Ma è quello che noi stiamo facendo da un po' di anni. Avendo delle risorse limitate era assurdo aprire 3, 4, 5 bandi, uno sullo sport, uno sull'edilizia, uno sulle scuole. Abbiamo chiesto ai comuni le loro priorità, l'impegno è quello che la Regione finanzi un'opera pubblica in ogni comune per fare qualcosa in più oltre che dare una mano. Quindi per quanto mi riguarda le finanzieremo tutte.